Mister Allegretti, una grande impresa, Chievo Verona che supera la Pro Palazzolo, una vittoria straordinaria per tecnica, spessore, coraggio, volontà, insomma tanti ingredienti, una giornata veramente bella. Bellissima direi, ma la componente più importante è stata quella caratteriale della sofferenza, legata anche della grande qualità quando avevamo la possibilità di giocare. Abbiamo sofferto per lunghi tratti un avversario molto forte, è venuto fuori lo spirito nostro, insomma, quello che poi si era visto già da un po' di tempo e che siamo stati bravi e siamo bravi a confermare ogni volta, perciò non resta altro che fare i complimenti ai ragazzi per come stanno facendo, per come sono, per come si allenano, per tutto. È chiaro che gli onori della cronaca non possono che essere per De Ciro che ha realizzato una doppietta prima gol, tra l'altro probabilmente insomma merita un altro proscenio, Tosi che ha parato un altro calcio di rigore, resta il fatto che veramente la squadra tutta si è espressa su livelli altissimi. Sì, assolutamente sì. Hai citato loro due perché chiaramente con una partita come oggi sono stati eh, gli interpreti fondamentali per il risultato. Tutti gli altri però hanno fatto anche una partita di grande sostanza. Avevamo pensato di adattare un giocatore come Dallara a terzino perché sapevamo che da quella parte spingeva molto Spariero per le sue caratteristiche, così è stato. Delle volte non siamo stati precisi nelle letture, anche perché loro hanno cambiato il sistema di gioco rispetto a quello che ci aspettavamo, però si sono adattati bene e come spesso capita quando poi ci sei sul pezzo ti gira anche bene perché sul rigore è vero che è stato bravo Ricky, però insomma obiettivamente se avessero pareggiato l'avrebbero anche tra virgolette meritato.